La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Di questi tempi trovare un lavoro è sempre più difficile, lo è in modo particolare per i giovani. Siamo a punto d'incontro, la fiera a Pordenone, che si occupa proprio di mettere in rete e di orientare i ragazzi verso il mondo del lavoro. Con noi c'è Manuela Munno, che è responsabile della selezione della filiale di Pordenone di MAV. Siamo appunto nello stand di MAV. Qual è la vostra presenza qui e perché è importante? Allora, come filiale di Pordenone ci seguiamo da un paio di anni, anche in collaborazione con la filiale di Udine, seguiamo il progetto Young at Work. È un progetto di orientamento e di formazione nei confronti dei ragazzi che escono dalle scuole superiori. Da un paio d'anni seguiamo nello specifico i ragazzi che escono dalle scuole tecniche e diciamo, li accompagniamo sia nella scelta del percorso dopo il diploma, cercando di coniugare sia quelle che sono le attitudini dei ragazzi, ma allo stesso tempo incrociare anche quella che è la richiesta del territorio, del panorama industriale, che sempre di più negli ultimi anni cerca figure giovani da formare e da far crescere all'interno del proprio organico. La partecipazione a questa fiera è importante proprio perché qui ci sono in visita tantissimi ragazzi che escono o sono prossimi comunque a uscire dalle scuole superiori. Alcuni di loro sono nella fase decisionale, no? Università o lavoro. Come MAV quindi siamo presenti per guidarli, ma anche per consigliarli e presentare noi stessi quelle che poi sono le offerte del nostro territorio. Qual è la situazione in MAV filiale di Pordenone, invece ce la descrive un pochino? In filiale noi seguiamo persone che hanno una professionalità consolidata, ma appunto, come succede proprio in questa fiera, ragazzi giovani che per la prima volta, alcuni di loro si approcciano per la prima volta proprio al mondo del lavoro, comunque in maniera strutturata, nel senso che magari sono ragazzi che durante le superiori, durante l'estate hanno lavorato, però ecco non con quella ricerca della conferma lavorativa o della professionalità. Da Pordenone ci spostiamo a Sacile, siamo con Valentina Dorigo, che è la responsabile della selezione per la filiale MAV appunto della città sul Livenza. E di che cosa vi occupate a Sacile? Allora, noi a Sacile, data l'ubicazione territoriale, siamo orientati a soddisfare in primis le esigenze del distretto del mobile, ma non solo, perché è un territorio molto ricco di grosse realtà industriali che spaziano in settori molto diversi, dalla metalmeccanica, la chimica, la plastica, fino ad arrivare all'alimentare. Oltre alla selezione quindi di personale qualificato in questi settori, ci occupiamo anche di formazione sia destinata a personale che già è attivo nel mondo del lavoro, cercando di far incontrare quella che è l'esigenza dell'azienda formativa e l'esigenza formativa del lavoratore, ma anche percorsi formativi ad hoc per riqualificare personale disoccupato. Quindi abbiamo un focus proprio orientato alla formazione professionale. Non solo giovani alla prima occupazione, ma anche figure di alto livello. MAV si occupa anche di loro. Siamo con Consuelo Peressin, che è la responsabile della ricerca e della selezione di tutto il polo del Pordenonese. Ebbene, andate a cercare anche figure di persone che già stanno lavorando. Sì, esatto. Noi, oltre che selezione di profili più junior, quindi di ragazzi neodiplomati, siamo anche alla ricerca di figure altamente qualificate, specializzate, quindi profili anche dirigenziali. Oltre a questi, chiaramente le aziende ci domandano da un po' di anni a questa parte anche figure di neolaureati, specialmente magari con un indirizzo, visto un po' l'industria anche 4.0 che sta avanzando, di tipo ingegneristico, quindi profili tecnici o anche a livello informatico. Quindi non solo, cerchiamo di dare anche delle alternative a quelle persone che magari hanno già un'occupazione, che quindi cercano appunto un cambiamento un po' legato magari al miglioramento economico piuttosto che al miglioramento anche un po' dell'ambiente lavorativo, perché purtroppo c'è, o anche semplicemente a una crescita professionale. Grazie a Consuelo Peressin e a MAV, e l'appuntamento è alla prossima rubrica di Friuli Lavoro.
La rubrica Friuli Lavoro è stata offerta da MAV, Men at Work.